Anche quest'anno mi presento per porgere gli auguri di buon Natale a tutti, soprattutto a chi non riuscirò a incontrare personalmente nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Lo faccio con un pensiero che è dettato anche da quanto abbiamo vissuto durante questo anno. Il pensiero è che il Natale ci porta a scoprire uno stile di prossimità che è proprio di Dio, uno stile che forse può essere di grande insegnamento anche per noi. In fondo il Natale è il Signore che si fa prossimo, che si fa vicino, che si fa accanto, che si prende cura di noi, ma nella fragilità, nella debolezza, nella delicatezza, si fa appunto uno di noi. E il suo amore, potremmo dire così, il suo amore è un amore vero, pieno, completo, è del tutto gratuito, rivolto a tutte le persone, soprattutto a quelle più fragili e più deboli. Mi sembra che ci sia un brano della lettera ai Corinti che ci potrebbe essere di grande aiuto per scoprire che cos'è il Natale. E quando si dice che la carità, cioè l'amore di Dio, è paziente, la carità è benigna, la carità si fa carico dell'altro. Ci sono tante definizioni dell'amore di Dio, della carità di Dio ed è della sua presenza in mezzo a noi. Per questo motivo il Natale è un annuncio di umanità, è una strada attraverso la quale il Signore ci insegna ad essere uomini e ad essere donne in modo assolutamente completo. Non è una privazione né di libertà né di amore, è invece una strada per poter vivere in pienezza sia l'amore verso gli altri nell'esercizio pieno della nostra libertà. Ecco, per questo motivo in questo anno mi sembra che l'augurio che il Natale raggiunga il nostro cuore, raggiunga le nostre coscienze, raggiunga il nostro modo di essere uomini, di essere donne, di essere fratelli e sorelle tra di noi, sia un augurio del tutto portatore di pace e di gioia. Noi una strada ce l'abbiamo, il Signore è in mezzo a noi come cristiani abbiamo il Vangelo che è la nostra scuola di umanità e la nostra scuola di attenzione nei confronti degli altri. Quindi buon Natale a tutti, soprattutto a chi attende un atto di umanità da parte degli altri.